Buongiorno a tutti e buona domenica dallo chef Andrea Finocchiaro. Oggi, per la rubrica I sapori della tradizione, presenteremo la pasta con ricotta, fave e scorze di ingredienti: 500 g di spaghetti, 300 g di ricotta fresca, 1 kg di fave, uno spicchio d'aglio, pepe nero, sale quanto basta. Allora, prendiamo le nostre fave che abbiamo già precedentemente sbucciato, però vi facciamo vedere come si fa. Allora, tagliamo la parte superiore, tiriamo e poi con una leggera pressione andiamo ad estrarre la fava dall'involucro in questa maniera. Per sbucciare le nostre fave in maniera molto più semplice dobbiamo solamente incidere la parte superiore togliendo il cappelletto della fava in questa maniera. Questo qua ci servirà per facilitare maggiormente l'eliminazione della buccia. Allora, nell'acqua bollente andiamo a gettare le nostre fave senza il cappelletto di sopra. Li lasceremo per qualche secondo e successivamente li metteremo all'interno di un po' di acqua fredda. Questo ci permetterà di avere sempre un colore vivo della nostra fava e sarà molto più semplice andarla a sbucciare, come potrete vedere. Con una leggera pressione la nostra fava tende ad uscire. Allora, nel contempo che iniziamo a preparare la nostra salsa, saliamo la nostra acqua e versiamo il nostro spaghetto all'interno. Nella nostra padella metteremo un filo di olio, il nostro spicchio di aglio schiacciato in camicia e poi successivamente toglieremo. Ricordiamoci di mescolare spesso la nostra pasta per evitare che si appiccica tra di loro. Appena il nostro aglio inizia a rotolare, aggiungiamo le nostre favette. Il profumo è veramente invitante. Aggiungiamo leggermente dell'acqua di cottura in modo che le nostre fave iniziano a cuocere ma nello stesso tempo rimangono croccanti. Nel contempo, con la nostra grattugia e la nostra ricotta, aggiungiamo un po' di scorza di limone. Mi raccomando, il limone deve essere un limone non trattato. Non esageriamo con la scorzetta perché deve essere solamente profumata. Questo è un limone abbastanza aromatico. In questa maniera. Aspettiamo che le nostre favette tendano a diventare più morbide. Aggiungiamo un pizzico di pepe. Togliamo l'aglio. Appena la nostra favetta diventerà leggermente morbida e si spezza, abbassiamo il fuoco ed aggiungiamo la nostra ricotta. Aggiungiamo anche un po' di acqua di cottura
creiamo una cremina omogenea in modo da poter condire il nostro piatto. Nel contempo che la nostra pasta sta cuocendo, iniziamo a prepararci una piccola decorazione per il nostro piatto. Con lo stesso spaghetto che noi abbiamo realizzato, mettiamolo in friggitrice o direttamente in una padellina con dell'olio. Nel frattempo la cottura, la nostra pasta è quasi completa. Aggiungiamola al nostro piatto e cominciamo a mantecarla. Allora, manteghiamo per bene la nostra pasta, dopodiché iniziamo l'impiattamento. Con l'aiuto di 2 forchette e di un mestolo coppiamo la nostra pasta e avvolgiamo il tutto in modo da renderla perfetta nel nostro piatto in altezza. Posizioniamola al centro in questa maniera. Aggiungiamo la nostra salsa con le favette. E voilà. Aggiungiamo il nostro spaghetto fritto che abbiamo precedentemente realizzato per dare altezza al piatto e infine completiamo con un pizzico di pepe nero. Il piatto è servito.